Omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Con questa accusa il procuratore della Repubblica di Rovigo, Manuela Fasolato, ha iscritto nel registro degli indagati l'amministratore delegato di Sesa per la morte di Zevkset Alili. Il tragico incidente, il terzo mortale dall'inizio dell'anno in provincia di Padova, è avvenuto venerdì pomeriggio. Erano le 15:41 quando il 59enne di origine albanese, da 10 anni in Italia con tutta la sua famiglia, è morto schiacciato da una pressa compattatrice nell'impianto di Via Comuna a Este, dove stava eseguendo un intervento di manutenzione. Da 3 anni dipendente diretto di Sesa, Zevkset Alili era un operaio esperto. Cosa sia accaduto lo sta cercando di stabilire l'indagine coordinata dalla Procura di Rovigo e condotta dallo Spisal e dai Carabinieri di Este, che hanno posto il macchinario sotto sequestro. Un dolore profondo a Sant'Elena d'Este, dove il 59enne viveva con la moglie e 2 figlie. Un gigante buono amato da tutti, Zevkset Alili, un uomo, il terzo in meno di 10 giorni, che dal lavoro non farà più ritorno a casa.